Allora Pilato acchiappò Gesù e lo fece flagellare. E i soldati attesero una corona di spinas e metterono sul chiaffo e lo rivestirono di un mantello di purpura. E levano d'ogni dicendo, salve re dei Giudeos, e lo scuffiattavano. Pilato torna fuori un'altra volta e ordise, ve che usalmeni fur, parco sepiso che notiate in lui nessun rempin per condannarlo. Si che dunque Gesù agli esci fur portando la corona di spinas e il mantello di purpura, e ordis, velulom, quanche però lo vioderen i sorrestanti i predis e le guardias attaccaren a Berlà. Mettilo in croce. Urdis Pilato, tegnisce il vuatris e mettescelo in croce, perché io notiate in lui nessun rempin per condannarlo. I risponderen i giudeos, no, i ving una legge, e secondo questa legge alla di morire, perché si è fatto figlio di Dio. Quando al sentì questo discorso, Pilato chiappanti più paura. Torna dentro del pretore e dice a Gesù, tu dindu la setu. Gesù non risponde per aule. E dice allora a Pilato, non tu vuoi sfevelami? Non sai tu che io ho il potere di liberarti e ho il potere di metterti in croce? E risponde Gesù, tu non troveresti nessun potere sopra di me se non fosse dato di adalto, per la quale quel che mi ha mettuto a sto mans ha un peccato più grande. In quel momento Pilato al cereve di liberarlo, ma i giudei berlavano in saldo, se tu liberes quel chi, non tu sei a me di Cesare. Tutto che si fa in dress si mette in quintra di Cesare. Sentendo queste paraulas, Pilato almeno fuori Gesù e si sentà su una tribuna tra lui che dice in pedrat de Piere, per ebraic Gabatà. Si stava preparando la Pasca, tormisdì, urdise ai giudeos, ve il vostro re. Allora che scominciarono a berghelare, via, mettilo in croce. Urdis Pilato, io proprio di mettere in croce il vostro re? E risponderono i sorrestanti dei predis, no, non vien nessun altro re fur di Cesare. Allora urmolà perché lo mettessero in croce, a chiappare in dunque in consegna a Gesù. E portandosi di besol la sua croce, aliesi verso il luogo che dice in decrepe, per ebraic Golgote. Là che lo metterono in croce e con lui altri due, un di una banda e un di che altra, e talmiet Gesù. Pilato aveva scritto anche un cartello e lo aveva picchiato per zora da croce. Allora scritto, Gesù il Nazaren, il re dei Giudeos. Una vora di Giudeos alla erano che cartello perché lui, là che metterono in croce Gesù, all'era d'ogni da città e all'era scritto per ebraico, per latino e per greco. I sorrestanti dei predis, dei Giudeos, attentarono di dia Pilato, non sta lasciato scritto il re dei Giudeos, ma scrive che chi ha detto io sono il re dei Giudeos. O risponde Pilato, c'è che io ho scritto, I soldati, quando metterono in croce Gesù, acchiapparono le sue vesti e infesero in 4 parti, una parte per ogni soldato, e anche la tonia. Ma la tonia era senza cuciduras, che su da tutta intera di insom fin da pit. Si disero dunque un cu che l'altri, non stinga dividila, ma terina bruschetta, a cui che toccia. A lei così che si colma la scrittura che aveva detto, si sono dividuti fra di loro le mes viestas, e pagnon vestite e han tirata bruschetta. E i soldati facevano proprio così. Donde de croce di Gesù, era in somare, la sorda di Somari, Maria di Cleofa e Maria la Maddalena. Gesù dunque veduto la Maria e donde di il discepolo che voleva ben, e dice a Somari, femmina, vecchito fi. Poi e dice al discepolo, vecchito Mari, ed in che volta il discepolo la chiolè in casa sua. Dopo di questo, sapeva Gesù che era già fatto, perché si colmas la scrittura e dice, vai set. Allora un vas plen di aget, a saldare in dunque una spugna bombata di aget, tor di un ramatch
di sop e mettere in donde le bocce. Subito dopo supad la gente, Gesù al dice, alle dut fat, sbassa il chiave e le rende spirito. I giudeos stanno che ieri la di preparazione per non che i corpi si restassero sulla croce di Sabida, di fatto che Sabida era una giornata grande, e domandarono a Pilato che crevassero le gambe e fossero portati via. Arrivarono dunque i soldati e crevarono le gambe al primo e anche a quell'altro che erano stati mettuti in croce con lui. Arrivati lì di Gesù, stando che lui vedeva già morto, noi crevarono le gambe, ma un dei soldati con un col bilancia e sbugiò il flanco fur per fur e a colpa spisciò sangue e agua. Che l'ha veduto e l'ha fatto di testimoni e la sua testimonianza è vera e lui sa di il vero perché o credeis anche voi. Questo al succede perché si colmas la scrittura noi venirà crevato anche un vues e anche un'altra scrittura che dice si volteranno a là che hanno sbugiato fur per fur. Dopo di che sfat, Iosef di Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma segreto per paura dei giudeos, gli domandò a Pilato di tirare via il cuore di Gesù. E Pilato gli dice di sì, arriva dunque a tirare via il cuore. All'arriva anche Nicodem, che aveva già avuto stato di lui prima, e al portare un mescliccio di mira e di aloe di 100 libras. Acchiappare dunque il cuore di Gesù e lo involucciare con fasce insieme coi profumi da l'usanza di seppellire dei giudeos. Talù, là che aveva mettuto in croce, lì era un giardino e tra il giardino un sepolcro nuovo, crei, che non aveva mettuto dentro in nessuno. Lì, per via della preparazione dei giudeos, è stanno tanti che il sepolcro era donde a mettere in Gesù.